Buongiorno a tutti, anzi forse buon pomeriggio. Grazie Roberto per l'introduzione. Volevo parlarvi un po' appunto della componente più biologica, per quanto possa sembrare strana, dei ghiacciai con un particolare focus sul Karakorum. Quindi rapidamente andremo attraverso cos'è un ecosistema, i nostri siti studio, che organismi si trovano sui ghiacciai con un particolare focus sul Karakorum e come questi si organizzano all'interno degli ecosistemi, e poi daremo una definizione della biogeografia, guarderemo un po' cos'è la biodiversità e come i ghiacciai del Karakorum sono connessi a livello biogeografico, quindi geografia degli organismi a scala più globale. Cos'è un ecosistema? Un ecosistema è un insieme di organismi, quindi componente abiotica, e di componenti non viventi, definite abiotiche, con i quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia all'interno di un'area delimitata. Vi ho messo un piccolo esempio, un ecosistema piuttosto semplice come quello artico, per esempio, comprende tutta una serie di organismi che vedete sulla sinistra, anzi sì, sulla vostra sinistra, che interagiscono con una componente abiotica come può essere il ghiaccio, la neve, montagne e vulcani, all'interno di un'area geografica ben definita, il circolo polare artico. I siti di studio su cui abbiamo lavorato io e il prof. Ambrosini che mi ha presentato all'interno del Karakorum sono tre prevalentemente. Sono il ghiacciaio di Passo nella Valle degli Unza, che sono già stati nominati, che è il più piccolo, ha una superficie di 50 km quadrati e un'altitudine tra i 2000 e i 7000 metri di quota. Il ghiacciaio Batura è a pochi chilometri di distanza, in linea d'aria quantomeno, ha una superficie decisamente più grossa, più di 300 km quadrati e un'altitudine comparabile. Da ultimo il Baltoro, che credo di non dover presentare, quello che avete visto in tutte le foto finora, ha una dimensione doppia rispetto al Batura e un'altitudine decisamente più alta. Come vedete, il primo è un ghiacciaio con poca copertura detritica, quindi si vede molto il ghiaccio, e gli altri due invece hanno una bella quantità di detrito, soprattutto nella parte frontale. Quando poi ci si addentra presentano anche ghiaccio scoperto. Che organismi si possono trovare sui ghiacciai che generalmente vengono trattati come se fossero assolutamente vicini al deserto? Abbiamo organismi visibili ad occhio nudo, che vedete sulla vostra sinistra, come piccoli insetti, quali collemboli, foto in alto, e chironomidi, che vedete in forma larvale, ma nel cui stadio adulto assomigliano vagamente, diciamo, a delle zanzare, se non che nelle specie adattate a vivere sui ghiacciai non presentano ali, perché i ghiacciai sono spazzati da forti venti detti catabatici che si porterebbero via piccoli organismi che volano, e questo impedirebbe ovviamente la sopravvivenza. Dall'altro lato c'è tutta una serie di organismi che non sono visibili ad occhio nudo, che vedete nel riquadro nero, sono batteri che fanno una quantità di metabolismi completamente diversi, tra cui per esempio i cianobatteri ricoprono un ruolo abbastanza importante, sono fotosintetici insieme alle alghe e i lieviti. Può sembrare veramente poco, ma tenete conto che discutere di batteri è equivalente a discutere di animali, come varietà e variabilità, ordine di grandezza, diciamo. Gli organismi si organizzano, interagiscono dando vita agli ecosistemi. Quindi un ecosistema è dato da questa componente biotica che presenta delle interazioni che differiscono in base alle parti coinvolte. Si parla di interazioni intraspecifiche se gli organismi coinvolti appartengono alla stessa specie, o interspecifiche se appartengono a due specie diverse, e in base alla tipologia di interazione. Per esempio, nel caso di chi mangia che cosa o chi mangia chi, si ha predazione, quindi interazione trofica, o altri tipi di interazioni ecologiche. Vi ho messo accanto un diagramma di quello che avviene in un ecosistema glaciale sulle Alpi. Perché? Perché sul Karakoram per ora non ci sono informazioni così dettagliate a riguardo. Possiamo però, diciamo, per deduzione,
fare un po' di osservazioni. La prima è che quelli evidenziati dalla freccia sono i collemboli che avete visto in foto prima, che sulle Alpi hanno un ruolo centrale perché alimentano le specie di grandi dimensioni, ovvero dei predatori d'apice del ghiacciaio, che sono il coleottero e il ragno in cima, di cui però non siamo certi della presenza sui ghiacciai del Karakoram. La seconda è che invece, come vedete qua, la diversità a livello di microrganismi è molto ampia, e questo è un'informazione nota anche per i ghiacciai del Karakoram, e lo andremo a vedere tra veramente pochi minuti. Apparentemente per ora non si hanno informazioni su chi siano i predatori d'apice delle catene, delle reti alimentari nei ghiacciai del Karakoram, mentre questa informazione è nota per altri siti, sempre che ci siano, perché non è necessariamente detto. Nella nostra definizione di ecosistema poi abbiamo stabilito che la componente abiotica e quella abiotica devono interagire. La prima interazione che possiamo vedere nel diagramma, che è la più chiara tra componente biotica e abiotica, è dovuta alla formazione e all'azione erosiva a cui sono sottoposte le formazioni rocciose circostanti al ghiacciaio e al suo letto, quindi alla sua base. Di fatto i cicli di sgelo, gelo-disgelo, il vento forte, eccetera, promuovono tutti una forte erosione, per non parlare poi dell'azione del ghiacciaio. Questo detrito viene trasportato o sulla superficie o smosso al di sotto della massa di ghiaccio, e funziona come substrato per la sopravvivenza, la crescita e la riproduzione di diverse popolazioni di microrganismi che sono in grado di svolgere dei metabolismi a partire da questo substrato minerale. E questa è l'interazione componente abiotica-abiotica più chiara in assoluto. Vi è poi una freccia piuttosto interessante, che è quella azzurra in centro, che indica la materia organica alloctona, ovvero tutti quei resti che vengono trasportati dal vento sulla superficie del ghiacciaio. Questi resti vengono decomposti da microorganismi tendenzialmente presenti sul ghiacciaio, e insieme agli organismi morti in loco sul ghiacciaio danno vita, diciamo, per quanto sembri paradossale, alla materia organica disciolta in acqua, che costituisce ulteriori nutrienti per tutta un'altra serie di microrganismi. In particolare un ruolo fondamentale in questo ambito lo hanno i lieviti, che sono, diciamo, organismi unicellulari, come quelli usati per la fermentazione della birra, per fare un esempio. C'è poi tutta una serie di organismi, come abbiamo visto prima, le alghe e i cianobatteri, che sono in grado di produrre nutrienti ed energia in loco. Non ci sono solo organismi fotosintetici, diciamo, classici, se vogliamo definirli così, come fossero alberi o piante, ma una serie di microrganismi che è in grado di fare una varietà di metabolismi estremamente diversa. E anche qui le informazioni non sono poi così chiare sulla grande variabilità di metabolismi. Un esempio che a me piace molto riguardo alla produzione primaria sui ghiacciai del Karakoram è questo piccolo fiore, che in lingua Wakhi, quindi della Valle degli Unza, del nord della Valle degli Unza, si chiama Girgios, cioè la viola dei ghiacciai, e si trova proprio sul ghiacciaio, nelle zone coperte da detrito, ovviamente perché ha bisogno di un posto dove mettere radici. Quindi è presente della vegetazione anche vera e propria e molto bella. Purtroppo la foto non è un granché, però il fiore è molto bello. Adesso andremo a parlare di biogeografia, ovvero la disciplina che studia la distribuzione geografica degli organismi, che ha come scopo descrivere e analizzare, anche nelle loro cause, la distribuzione degli esseri viventi sia a livello attuale che storico, e come vedete dai diagrammi può per esempio permetterci di ricostruire migrazioni di organismi e fenomeni di speciazione. Partiamo da una premessa, ovvero che i ghiacciai idealmente sono ambienti molto simili
che si possono trovare in parti del mondo anche molto diverse tra loro. Si parte dai poli e si arriva all'equatore, per esempio, nel caso, non so, del Kilimangiaro, del Monte Kenya. Di conseguenza, la biogeografia dei ghiacciai può aiutarci in una serie di scopi scientifici, come ricostruire la presenza di organismi in scenari passati, come vedete nella figura, dove c'è una ricostruzione di come doveva apparire la Terra in certi momenti della sua storia, quando viene definita terra a palla di neve, ovvero completamente o quasi completamente, probabilmente con l'eccezione dei tropici, ricoperta da ghiacciai. Poi ci permette di identificare possibili aree di rifugio per gli organismi che sono adattati a vivere sui ghiacciai a fronte del cambiamento climatico che sta avvenendo in questo momento. E da ultimo ci permette di identificare tutti quegli organismi che sono ristretti in punti geografici molto particolari e di conseguenza sono molto vulnerabili al cambiamento climatico. Se dovesse sparire quell'esatto ghiacciaio lì su cui si trovano loro, sarebbero estinti. Tutto questo è stato studiato solo ed esclusivamente a livello di comunità batteriche e i 3 ghiacciai che vi ho fatto vedere sono tutti distinti nella composizione, quindi nella composizione dell'insieme di batteri che presentano, ovvero non ci sono insiemi, comunità batteriche che si sovrappongono perfettamente, né tra questi 3 ghiacciai né tra questi 3 ghiacciai e il resto del mondo, comparati con altri ghiacciai del mondo. I siti che abbiamo studiato sono circa una ventina, sparsi per tutto il mondo, per cui è un numero abbastanza alto. In più, il ghiacciaio di Passo, che è il più piccolo, presenta una biodiversità decisamente più alta di tutti gli altri, anche a scala globale, il che fa di questo ghiacciaio un sito di particolare interesse, un po' perché bisogna capire perché, e un po' perché ovviamente ritraendosi costituisce, diciamo il suo ritiro costituirà un problema. Nonostante le grandi dimensioni, invece, nel ghiacciaio Batura e nel Baltoro ospitano una biodiversità particolarmente alta, non all'interno del ghiacciaio del Karakorum, non a scala globale. E per chiarire un attimo questa cosa volevo farvi vedere i diagrammi sotto. La relazione tra il numero di specie, il numero di A e la dimensione del sito studiato è piuttosto importante e si può pensare in questo modo. Se io all'interno, tenendo conto diciamo, del mio ecosistema iniziale, vado a prendere solo ed esclusivamente la Lapponia all'interno del circolo polare artico, posso trovare per esempio foche, volpi artiche e renne. Se amplio la dimensione del mio sito di studio e vado a prendermi tutte le aree all'interno del circolo polare artico, posso trovare anche il merluzzo, il tricheco, l'orso polare e quindi un numero maggiore di specie. Questa è il fatto di non aver trovato quindi una maggiore diversità sui ghiacciai Batura e Baltoro va un po' in controtendenza con questa cosa qua. Da ultimo volevo farvi vedere come i ghiacciai del Karakoram si connettono, quindi in termini di migrazione di microrganismi, a ghiacciai provenienti da tutto il mondo. Adesso il diagramma è un po' complicato, ma lo chiariamo rapidamente. I nomi in nero, che non si vedrà tanto bene, sono i nomi dei ghiacciai, mentre quelli in grigio, che fanno veramente poca importanza in questa occasione, sono quelli di specifici ceppi batterici. Ho evidenziato il ghiacciaio Batura e il ghiacciaio Baltoro e la prima domanda che sorge è quello di Passu dove sta? Non c'è perché questo diagramma si basa su un'analisi che estrae i ceppi caratteristici di ciascun sito. Di conseguenza, la prima osservazione che possiamo fare è che per questo ghiacciaio non c'è alcun ceppo batterico che è caratteristico di questo sito o di un gruppo di siti di cui il ghiacciaio di Passu fa parte. Poi, la seconda cosa che vorrei farvi vedere è quante poche connessioni, quante poche linee sono tracciate dove stanno il ghiacciaio Batura e il Baltoro rispetto, per esempio, alla parte bassa del grafico, che include ghiacciai alpini e artici.
Quindi la seconda osservazione che possiamo fare è che c'è una forte interconnessione tra gli habitat artico-alpini, i ghiacciai artico-alpini, ma i ghiacciai del Karakorum rimangono piuttosto separati da quelli delle altre zone del mondo, il che fa di loro un'altra, tra virgolette, curiosità, ovvero presentano comunità distinte che sono distinte da quelle di altre aree glacializzate, mentre altre aree glacializzate sono molto più interconnesse, hanno quindi più specie, più ceppi in comune. Ultimissima cosa, sono gli unici due ghiacciai che presentano un'associazione significativa con un determinato ceppo batterico ciascuno, che non è in comune con nessun altro, il che fa di nuovo di loro un caso un po' a parte rispetto al resto dei siti a scala globale. Scusate, si è impallato, ok. In conclusione, la biodiversità dei ghiacciai a livello batterico e di microrganismi è sicuramente più conosciuta di quella di organismi visibili ad occhio nudo come possono essere gli insetti, ma rimane in buona parte da classificare. Le interazioni all'interno degli ecosistemi glaciali del Karakorum al momento possono essere dedotte da altri casi studio, ma per quanto riguarda le informazioni in situ sono sconosciute. Alcuni ghiacciai dimostrano un'importante biodiversità, per esempio il ghiacciaio di Passu, e in più volevo fare due note, ovvero i grandi ghiacciai, come per esempio il Baltoro, hanno una minore probabilità di estinzione a fronte dell'attuale cambiamento climatico e possono quindi servire da aree di rifugio per organismi che sono adattati a condizioni glaciali. E la seconda è che limitare al massimo le emissioni di CO2 e di altri gas serra e di conseguenza il riscaldamento globale è l'unica via percorribile per proteggere la biodiversità dei ghiacciai. Ultimissima cosa, io e il prof. Ambrosini abbiamo fatto il campionamento dei ghiacciai che avete visto, ma non siamo stati mai da soli perché un sacco di persone hanno contribuito alle spedizioni in modi che non c'entrano diciamo strettamente con quello scientifico, e quindi volevo ringraziare anche loro.